Il governatore della regione chiede un esecutivo forte, basta con i giochi di palazzo, altrimenti non c'è altra via se non il voto. Conte a caccia dei responsabili per salvare il governo. Manca solo l'ufficialità, ma il Friuli Venezia Giulia tornerà a essere arancione in una Italia bicolore senza il giallo. Intanto il nuovo DPCM penalizzerà ulteriormente i bar a sport vietato dalle ore 18. Gli sconti carburante sono validi a stabilire la Corte di Giustizia della Corte Europea che ha rigettato il ricorso presentato dalla Commissione Europea a soddisfazione dell'assessore regionale Scoccimarro. Dai campeggi di grado partono 30 roulotte destinate alle popolazioni terremotate della Croazia. L'iniziativa è nata da un consigliere comunale e contenitori istriani. In tanti hanno risposto all'appello e i primi mezzi partiti questa mattina. La FIPE prende le distanze dalla manifestazione Io Apro, nella quale alcuni bar e ristoranti terranno alzate le serrande oltre l'orario consentito in segno di protesta. Si chiede però di accelerare sugli indennizi. Buonasera e ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Serve un governo forte, non bisogna temporeggiare né fare giochi di palazzo. È il commento del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga alla crisi in atto nel Paese. Il Premier Giuseppe Conte ha espresso la sua intenzione di andare al più presto in Parlamento per un chiarimento politico sulla crisi provocata dallo strappo di Matteo Renzi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal quale il Premier è andato nel pomeriggio, ha preso atto, si legge in un comunicato del Quirinale, degli intendimenti così manifestati dal Presidente del Consiglio. Il Capo dello Stato ha anche firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il relativo interim è stato assunto dal Presidente del Consiglio, da Elena Bonetti, dalla carica di Ministro senza portafoglio, e dell'onorevole Ivan Scalfarotto. Intanto il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle chiudono a Renzi. Sulla crisi di governo, le opposizioni di centrodestra, anche per bocca dei parlamentari friulani, chiedono che si vada subito al voto, escludendo governi tenuti in piedi da possibili responsabili dell'ultimo minuto. Elezioni subito o quantomeno una proposta alternativa credibile. Questi i messaggi che arrivano dal centrodestra dopo la crisi di governo aperta da Renzi. Il premier Conte, salito al Quirinale, ha detto al presidente Mattarella che riferirà la situazione alle Camere per un chiarimento. Sul futuro un punto di domanda. Per la Lega ora la palla deve passare agli italiani. Vediamo dei giochini di palazzo che sono veramente indegni. Sono indegni perché dimettersi in questo momento e fare una crisi di governo in questo momento credo che sia veramente irresponsabile. Possiamo condividere che Renzi finalmente si è reso conto con chi aveva a che fare. Certo è che adesso il tempo è veramente poco. Abbiamo chiesto oggi in aula al Presidente Fico di avere Conte in aula, di parlamentarizzare questa crisi e chiamare Conte in aula per vedere se ha ancora una maggioranza. Non c'è più tempo, dobbiamo dare risposte serie e concrete a questo Paese e quindi o si torna immediatamente al voto oppure per il nostro Paese non c'è più speranza. Anche Fratelli d'Italia, con il capogruppo Luca Ciriani al Senato, chiede il voto immediato. Meno rigida, ha deciso a voltare pagina Forza Italia, che sa che i tempi sono stretti, anche perché da giugno scatterà il semestre bianco. Forza Italia non ha paura del voto, Forza Italia è pronta a dare un appoggio solo nell'interesse degli italiani e dell'Italia in questo momento, non un appoggio a un governo che non c'è. L'ho detto il Capo dello Stato, i responsabili raffazzonati non servono per fare una maggioranza, non danno garanzie per creare un governo che sia in grado di affrontare le grandi difficoltà del Paese in questo momento, e quindi penso che quella sia una strada che il Presidente Conte o chi per esso o chi pensa di percorrerla in questo momento sia una strada sbagliata.
E proprio sulla crisi di governo e sul nuovo DPCM si parlerà nella trasmissione Screenshot condotta da Davide Vicedomini a partire dalle 19:45. In collegamento interverranno altri parlamentari e sentiremo anche la voce di alcuni ristoratori alle prese con le nuove disposizioni che penalizzano la categoria. Spazio anche al mondo della scuola in diretta dalle 19:45. Vertice Governo Regioni questa mattina per fare il punto sul nuovo DPCM approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, un documento che preoccupano le regioni, in particolare sul fronte dei bar ulteriormente penalizzati, quasi scontato che il Friuli Venezia Giulia sarà da domenica in zona arancione. Serve un governo forte e non giochi di palazzo per affrontare questo momento, il futuro e confrontarsi con l'Europa, e se questo non dovesse arrivare siamo aperti a tutte le possibilità. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a fronte della crisi del Conte bis, chiede al Premier di andare subito in Parlamento per fare chiarezza sul futuro, aprendo anche a possibili elezioni. Il governatore ha parlato al termine di una giornata convulsa nel corso della quale lo stesso Conte è andato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per riferire su quello che sta accadendo. In mattinata Fedriga aveva invece incontrato il ministro Francesco Boccia, che ha illustrato i provvedimenti, al momento ancora ipotizzati, in vigore da sabato e fino al 15 febbraio, e alle attuali norme si aggiunge il divieto agli spostamenti tra regioni, fatti salvi motivi di salute e lavoro improrogabili, stop all'asporto di bevande e alcolici dopo le 18 e la riapertura dei musei nelle regioni gialle e solo nei giorni feriali. Nulla da fare per impianti da sci, palestre e piscine, dove potrebbe non arrivare il via libera neanche per le lezioni singole. Con l'abbassamento dei parametri, inoltre, il Friuli Venezia Giulia quasi certamente, secondo quanto riferito da Boccia, sarà in zona arancione, come pressoché tutto il paese, e Fedriga ha sottolineato la necessità di ristori forti perché sarà ancora una volta penalizzato a causa dei nuovi criteri. Ricordando poi la scelta di non far ripartire le lezioni in presenza alle superiori, il governatore ha sottolineato come la regione Friuli Venezia Giulia sia stata previdente. Buone notizie invece potrebbero arrivare a fine mese con il via libera al vaccino AstraZeneca da parte della UE, avendo l'Italia un numero di dosi rilevanti e soprattutto perché non richiederebbe la catena del freddo di quello Pfizer. Troppo rischioso puntare tutto sui vaccini, serve un lockdown per evitare un anno difficile di convivenza con il virus. A sostenerlo la Fondazione Gimbe, che nell'ultimo monitoraggio, quello della settimana 6-12 gennaio, segnala l'incremento dei contagi, la risalita delle curve dei ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive, entrambe sopra la soglia di saturazione in metà delle regioni. Salgono ancora i decessi, in Friuli Venezia Giulia l'incremento dei casi è del 9,5% contro la media nazionale del 5,6%. Sempre nella settimana 6-12 gennaio nella nostra regione sono in peggioramento rispetto alla settimana precedente gli indicatori relativi ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, all'incremento percentuale dei casi 9,5% e al rapporto positivi casi testati 43,1%. Sono sopra soglia di saturazione sia i posti letto in area medica 53% che in terapia intensiva 39% occupati da pazienti Covid-19. Oggi sono stati rilevati 805 casi con una percentuale di positività del 10,1% su 7.969 tamponi molecolari. Sono inoltre 1.804 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 489 casi. I decessi registrati sono 23, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 e 7 gennaio 2021. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 68, mentre quelli in altri reparti sono 668. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio prende le distanze dalla manifestazione di domani Io Apro, nella quale alcuni bar e ristoranti terranno alzate le serrande oltre l'orario consentito dalle attuali norme in seguito di protesta. La FIPE però chiede al governo di accelerare sugli indennizi. Far sentire la propria voce sì, infrangere le regole no. Questo è il messaggio che arriva dalla Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio riguardo a Io Apro, manifestazione di protesta indetta per il 15 gennaio da molti bar e ristoranti d'Italia. Nei locali, pronti a trasgredire perché arrabbiati con il governo, le serrande resteranno alzate oltre l'orario consentito. È fondamentale per noi il rispetto della legalità ed è un prerequisito che non va messo in discussione. Perciò non aderiamo e non condividiamo questa protesta Io Apro, soprattutto perché non vogliamo mettere a rischio i nostri associati. Il rischio qual è? Sanzioni pesanti sia amministrative che penali. E visto anche il momento e la situazione attuale, assolutamente non mi sembra il caso. Come federazione
diciamo, abbiamo dei tavoli istituzionali, dei tavoli sindacali di lavoro e preferiamo lavorare su quelli. La mancata adesione alla protesta però non significa evitare le rivendicazioni. FIPE chiede con forza maggiori e più rapidi indennizi per le chiusure. Noi capiamo che è una pandemia a livello mondiale, capiamo la situazione sanitaria che anche nel nostro territorio è sempre più critica, però bisogna anche rendersi conto che queste attività hanno alle spalle delle famiglie, le famiglie hanno dei figli, c'è tutta una filiera dietro, perché non siamo solo noi ristoranti o bar, bisogna anche ricordarci tutto il settore Horeca, quindi chi porta la merce, i trasportatori, c'è tutta una filiera dietro e quindi mettere in ginocchio un settore così importante per l'economia nazionale non lo trovo giusto, a meno che, come succede negli altri stati, perché sostanzialmente solo in Italia sembra che ci sia protesta, ma altri stati, vedi Germania, vedi Francia, hanno detto domani si chiude, oggi vi diamo i soldi. Questo deve essere fatto. L'appello lanciato da Udine dal comparto wedding si sta allargando in tutte le regioni italiane e comprende un video, una petizione e un documento con proposte operative. Se entro il primo semestre del 2021 la crisi legata al Covid non sarà passata, un quarto delle imprese attive del comparto wedding rischia di chiudere. Dal Friuli l'appello lanciato in Confartigianato dai rappresentanti del settore nel mese di dicembre sta ricevendo consensi e adesioni in tutta Italia. Lo stesso appello è sostenuto anche da Confcommercio di Udine e da Confapi del Friuli Venezia Giulia. Sappiamo benissimo che è una delle filiere più colpite, è stata scarsamente ristorata sia a livello di produzione che a livello di distribuzione e quindi oggi poniamo il tema di avere un'attenzione verso questo comparto. Solo qui a livello regionale ne abbiamo 16.000 che lavorano in questo settore, quindi un'attenzione, diciamo, oggi serve l'attenzione dal livello nazionale. La Regione per quanto ha potuto ha fatto il suo dovere, credo che farà ancora degli sforzi, ma credo che il segnale importante deve venire da Roma. Da un punto di vista di monetizzazione ancora è tutto da concretizzare, però ci sono anche tante regioni che si sono unite in questa battaglia, sempre attraverso queste associazioni e quindi riteniamo che in tempi brevi riusciremo ad avere anche delle risposte dal governo. Noi siamo in difficoltà verso i nostri clienti perché dobbiamo essere pronti con i nostri prodotti e darli con serenità e fiducia e soprattutto i consigli verso i nostri sposi, le prossime famiglie del nostro futuro. Però ci vediamo anche in difficoltà perché acquistare in questo momento e programmare per noi è molto difficile perché non sappiamo quando potranno sposarsi. Gli sconti carburante del Friuli Venezia Giulia sono validi. A stabilirlo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha rigettato il ricorso presentato dalla Commissione Europea. La Commissione Europea non ha dimostrato che l'Italia, attraverso lo sconto carburante introdotto in Friuli Venezia Giulia, ha violato le norme. La Corte di Giustizia della UE ha dato ragione alla Regione che ha quindi tutto il diritto di prevedere uno sconto per i residenti con l'obiettivo di disincentivare il pieno in Slovenia o Austria. Soddisfazione del presidente Massimiliano Fedriga, la dimostrazione che ci siamo sempre mossi in maniera corretta. Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia nei confronti dell'Europa che ci ha messo in infrazione sullo sconto dei carburanti quando casualmente il commissario europeo era sloveno. Confermata la legittimità di questi sconti e supersconti sui carburanti che va a esclusivo vantaggio dei concittadini della nostra regione, a vantaggio del comparto ovviamente e anche dell'ambiente in quanto si evita il turismo del pieno. Quindi è una notizia positiva e visto che questa legge ormai ha 10 anni penseremo di metterci mano e fare un tagliando. Una revisione della legge auspicata anche dal consigliere regionale Diego Bernardis della Lega e dai rappresentanti di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio con una rimodulazione degli sconti, un concetto ripreso anche dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che auspicano un sistema basato sulle fasce di reddito. Forza Italia, pur dichiarandosi soddisfatta, ha chiesto un impegno a Scoccimarro a vigilare su possibili rincari non giustificati alla pompa. Il Partito Democratico ha ricordato l'impegno dell'allora assessore Saravito e il capogruppo Diego Moretti ha auspicato una revisione dei territori vista la presenza di alcuni comuni penalizzati. Salvatore Spitaleri, membro della Commissione paritetica Stato-Regione, attacca invece i sovranisti. Gli Stati nazionali e le regioni possono, se applicano con studio e senza supponenza alle norme europee, rispondere alle esigenze dei territori più fragili secondo un principio di responsabilità, ossia con riferimento agli equilibri di bilancio complessivi.
Gli interventi di ripristino dopo la tempesta Vaia sono stati complessivamente 867, di questi 363 sono stati completati. Parallelamente allo stato di avanzamento dei lavori è elevato anche il tasso di pagamento degli interventi eseguiti. Complessivamente per il 2019 sono già stati liquidati oltre 101 milioni di euro e 3,2 per il 2020. A riferirlo il vicegovernatore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi. A 2 anni dall'evento i dati confermano che la mobilitazione di risorse è stata rilevante, ovvero oltre 160 milioni di euro per il 2019 e oltre 104 milioni per il 2020. Complessivamente le esecuzioni degli interventi avviati nello scorso biennio sono in stato avanzato, con ricadute positive per l'economia regionale e il coinvolgimento di 253 imprese differenti per le opere del 2019 e 132 aziende per quelle del 2020. La programmazione degli interventi del 2021 sulla base di indicazioni dei comuni conterà su una disponibilità di oltre 95,7 milioni. Un violento e vasto incendio si è sviluppato questa notte poco dopo le 2 a Martignacco a prendere fuoco un fabbricato a uso agricolo che conteneva strumenti da lavoro, tra cui 2 trattori, distrutte 2 autovetture, una persona è rimasta ferita. Le cause sono di natura dolosa e sul caso indagano i carabinieri di Martignacco. Sul posto i vigili del fuoco di Udine e San Daniele del Friuli, ingenti i danni. Cade da un'altezza di 10 metri mentre arrampica su una parete rocciosa. È successo oggi pomeriggio a Dorbedoro del Lago, vittima dell'infortunio, un uomo di 31 anni di San Canzia di Sonzo. Sul posto l'elicottero, l'equipaggio di un'ambulanza. Nonostante la caduta dall'alto, il giovane è rimasto ferito in maniera non grave, ha riportato diverse tumefazioni e una frattura al braccio. A fronte di oltre 180.000 controlli anti-Covid eseguiti nel 2020, in provincia di Gorizia poche le irregolarità riscontrate. La provincia di Gorizia si conferma una delle più rispettose delle normative anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Da inizio pandemia, in particolare dal mese di marzo dello scorso anno e fino a dicembre compreso, sono stati quasi 32.000 i controlli eseguiti dalle forze dell'ordine sulle attività e sugli esercizi commerciali. Sono stati invece 154.000 i controlli sulle persone, con una particolare concentrazione nel mese di aprile. A fronte di questo vasto monitoraggio, 330 sono state le denunce a piede libero per mancato rispetto delle disposizioni anticoronavirus, tutte concentrate nel mese di marzo, quando la violazione era ancora di tipo penale. Nel corso di tutto il 2020 sono state sanzionate amministrativamente con una multa da 400 euro poco più di 1.400 persone. Sono state quindi riscontrate violazioni sull'ordine dello 0,9% sul totale dei controlli eseguiti, che sono stati 186.789. Rari i casi di chiusure di attività commerciali o di bar. Durante il periodo natalizio non sono state rilevate feste o assembramenti in abitazione. 2 persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto nel pomeriggio ad Artegna sul cavalcavia della statale Pontebana. Si sono scontrati un Clio condotto da una donna di 60 anni, una Ford Kuga guidata da un residente di Colloredo di Montalbano, entrambi rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona, gli operai di FVG Strade, tecnici, Rete Ferroviaria Italiana e Carabinieri di Tolmezzo per rilievi e viabilità. Viaggio ubriaca a tutta velocità per evitare il coprifuoco. È successo alle 22 di ieri, quando i carabinieri di Eurisina hanno notato la vettura sfrecciare durante un posto di controllo a Monrupino. La conducente, una cittadina slovena di 42 anni, si è giustificata dicendo che stava cercando di rientrare a casa prima del coprifuoco. Sottoposta all'alcol test, è risultata guidare con un tasso 3 volte il consentito. Le è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 2 persone sono rimaste intossicate questo pomeriggio a seguito di un incendio scoppiato all'interno di un appartamento al primo piano di un'abitazione di Monfalcone nella zona di via San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale medico e la polizia locale. Le cause del rogo, partito da un materasso, sono in corso di accertamento. Ingenti danni, l'alloggio non è agibile. La Croazia terremotata chiama, Grado risponde. Un consigliere comunale, Maurizio Del Bello, i cui genitori sono dell'Istria, ha lanciato la proposta ai campeggi gradesi di donare delle roulotte alle popolazioni terremotate e la risposta è stata ottima.
Già anche stamattina sono partite delle roulotte donate dai proprietari delle campeggi e anche dalle persone che abitualmente alloggiavano nei campeggi e di conseguenza hanno donato anche loro come privati, no? C'è stata questa donazione dal campeggio Primero e che ringrazio i titolari che sono provveduto a sistemare tutte le carte e la burocrazia per poterle spedire. Stessa cosa vale per il campeggio Europa, addirittura hanno messo delle case mobili e abbiamo organizzato, tra ieri e oggi sono partite dalle 15-16 tra case mobili e casette, pomeriggio probabilmente partiranno altre, domani mattina c'è hanno organizzato un'altra spedizione e vengono direttamente loro. Queste sono per i terremotati della Croazia nelle zone purtroppo dove il sisma ha distrutto le case. Ricorda molto quello che era successo nel 76 in Friuli, quando le persone con le case semidistrutte non volevano abbandonare questi luoghi. Queste persone cosa chiedono? Di rimanere vicino alla propria casa, no? Hanno bisogno di avere un alloggio per la sera, per ristorare vicino alla casa, per controllare, perché sono abituati, i miei genitori sono nati nell'ex Istria, io sono molto vicino a questa popolazione, ma lo avrei fatto volentieri e ringrazio veramente le persone che sono adoperate, anche tutte le persone, quando ho parlato, gli operatori che lavorano nei campeggi, tutte le persone hanno dato la massima disponibilità nel dare una mano, nell'aiutare le persone che oggi purtroppo sono messe in queste condizioni e speriamo che finisca presto. Tanta solidarietà per aiutare la famiglia che 3 giorni fa ha perso la casa nell'incendio di Tavagnacco. Era anche la casa degli artisti del Circo all'incirca. In questi giorni sono tutti lì tra le macerie alla ricerca di ricordi e salvare il salvabile. Quello che chiedono, un posto per far vivere la loro comunità e per continuare il loro progetto. Sono passati 3 giorni dall'incendio e non smettono di cercare sotto le macerie tutto ciò che avevano realizzato e che amavano dalla loro professione e arte che univa la loro famiglia e quella del Circo all'incirca. Siamo cresciuti con i racconti e le convinzioni dei nostri padri che ci hanno raccontato del 76, quindi è proprio un obbligo morale non abbandonare la nave. Stiamo cercando ancora di salvare qualcosina, di cercare di trovare per esempio un hard disk, magari aver fortuna a trovare un pezzo di RAM, ricostruire un po' i documenti che sono andati persi. Tante le manifestazioni di solidarietà da parte di associazioni, privati e pagine Facebook dedicate. Alle spalle di me come proprietario, Irene come proprietaria, si intravede forse un progetto molto più ampio, che è un progetto artistico di comunità che crea stando insieme. Quello che mi sento di chiedere alla comunità è di veramente aiutarci a non far finire questo progetto di comunità. Questo è un appello che rivolgo alle parrocchie che ci si stanno facendo vicine, ai comuni. Il vero aiuto che ci possono dare è darci un posto dove poter far vivere questa comunità, perché in questo modo possiamo essere una risorsa per la comunità, raccontare che le sconfitte non esistono se si guarda oltre e magari ci piacerebbe anche, se mai fossimo in grado di continuare a vivere tutti insieme, ci piacerebbe anche restituire alla comunità friulana la nostra esperienza, magari con uno spettacolo fra 1 anno e mezzo. C'è Valentina, Davide come me, poi io sono Davide, ho Viso per gli amici, e Irene mia moglie, ma poi dietro ci sono anche Silvia che stamattina era qua a darci una mano, Alessandro, c'è molto di più di quello che si vede e di quello che si può intuire. Consumare il pranzo preparato a casa pagando solamente il coperto. A Udine ora è possibile. A lanciare la curiosa proposta è una caffetteria di Udine. Un locale dove mangiare le pietanze preparate a casa senza dover acquistare cibo o bevande. È questa l'idea lanciata per le pause pranzo da Romy Bittolo, titolare della caffetteria udinese al Vecchio Tram in piazza Garibaldi. Metto a disposizione un tavolo nel mio locale per chi si vuole portare il pranzo da casa. Gli metto a disposizione il coperto, una tovaglietta, le posate, del pane, un bicchiere di acqua e un caffè per 4 euro. È un servizio in più per aiutare le persone che in questo momento stanno lavorando in città negli uffici, ma non hanno la possibilità di magari fare una pausa normale
e continuano a mangiare magari in ufficio, o tanti vanno anche in macchina a mangiare per fare la pausa. Si tratta di una soluzione che nei locali del nord Europa è già molto diffusa, ma che per prendere piede in Friuli richiederà di vincere l'imbarazzo di consumare in un locale pubblico un pasto cucinato a casa. Forse il problema è anche che non siamo abituati a pagare solo il coperto. Esatto. Non siamo abituati a pagare il coperto, siamo abituati ad andare nei locali e consumare, e quindi, ma è un modo come un altro per creare giro, creare rapporti nuovi che magari in un futuro possono anche servire, sentirsi meno soli, perché anche mangiare da soli in ufficio non è bello, e svagarsi. Sono 10 i bambini venuti alla luce il primo giorno del 2021 in provincia di Udine. Saranno 10 dunque le famiglie che riceveranno il bonus bebè di Capodanno da 1.000 euro stanziato da Confindustria Udine per dare un segnale di attenzione alla comunità anche contro la denatalità che affligge la regione e l'Italia. In Friuli Venezia Giulia, il 1 gennaio 2020, il numero di residenti era pari a 1.211.357 unità, 4.180 in meno rispetto all'anno precedente, circa 18.000 in meno rispetto a 6 anni fa. Lo scopo dell'iniziativa di Confindustria Udine, sottolinea la Presidente Anna Meleschi Danieli, è anche e soprattutto quello di contribuire a promuovere una riflessione generale, rinnovare lo sprone del mondo produttivo al decisore pubblico affinché a tutti i livelli le politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità figurino in cima all'agenda di governo prima che sia troppo tardi. Per misurare effetti efficaci in proiezione futura, infatti, servono scelte forti, fatte ora e destinate a durare nel tempo. A 9 anni dalla sua distruzione a causa di una mareggiata comincia a concretizzarsi la ricostruzione del trampolino di Grado. Ce ne parla Daniele Paroni. Siamo sulla spiaggia deserta di Grado, sono con l'architetto Hasenhofer, che è di fatto l'uomo che ha pensato a ricostruire un luogo mitico per Grado, spazzato via da una mareggiata ancora nel 2012. Architetto, che idea ha? L'idea è di rifare il trampolino, non come prima, no? Perché lo conosciamo da quando eravamo piccoli, da quando eravamo tutti lì fuori una volta, tante generazioni, ma di portare anche qualcosa di nuovo. Vuol dire il nuoto, che per esempio a Grado è un po', secondo me, sottovalutato, perché in tanti posti balneari ci sono anche piscine dove si può fare il bagno anche d'inverno magari, no? Che qua non c'è, e così se parto dal molo con la gara vecchia di una volta, ho le corsie virtuali che poi, dove c'era il vecchio trampolino, escono fuori dall'acqua e mi formano il nuovo trampolino con delle varie funzioni, come un trampolino basso, un sand deck, una piattaforma, perché deve essere un punto anche stabile, perché chi va fuori in mare aperto deve avere un punto fisso, stabile, dove può fare una pausa, dove può fermarsi un attimo per ricordarsi anche com'era una volta, con la visuale là fuori, con i materiali, con tutto. Tornare con gli amici, quello è importante anche. Ecco, c'è un imprenditore che crede molto a questa idea. Il signor Soia, immagino, perché lui, grazie al consorzio, ha ripreso anche un po' in mano anche la situazione, perché c'è anche tanta gente che ci ha chiesto già nel 2012, no? Ma come mai che non fate niente? Ci hanno chiamato dall'Austria, dalla Germania, anche italiani chiaramente, soprattutto dal Friuli, che tutti conoscevano il vecchio trampolino, no? Hanno detto dai, dobbiamo fare qualcosa. Il disegno di legge sviluppo e impresa sarà al centro della puntata di questa sera di Economai FVG, in onda alle 21, della sfida lanciata dall'amministrazione Fedriga, quella di mettere l'economia regionale nelle condizioni di ripartire dopo una crisi senza precedenti. Parlerà in studio l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Nel corso della puntata interverranno anche diversi rappresentanti delle categorie economiche. Noi siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata su Telefriuli.